I siti di informazione online con gli approfondimenti, Blog Sicilia, la vicenda di Caltagirone, la confessione dell'assassino, uccisa perché voleva troncare la relazione, lei non voleva, litigavano Salvatore Pirronello e la sua convivente Patrizia Formica, assassinata ieri mattina a Caltagirone con 4 coltellate. La donna aveva dei problemi con l'ex marito che le impediva di vedere i propri figli. Per questa ragione più volte Salvatore aveva invitato Patrizia ad interrompere la loro relazione e ritornare con il suo ex marito, con il quale avrebbe potuto vivere assieme ai suoi figli. Lei invece non ne voleva sapere, diceva di amarlo e non si voleva separare da lui. È questa la ricostruzione dei fatti avvenuti dinanzi al PM che lo ha interrogato. Sarebbe questa la molla che ha fatto scattare il raptus omicida di ieri mattina. Salvatore racconta di non avere dormito per buona parte della notte dopo l'ultima discussione e intorno alle 4 ha deciso di mettere fine alla convivenza con Patrizia. Così nella notte si è alzato, si è armato con un grosso coltello ed ha infierito contro la donna che aveva conosciuto la scorsa estate e con la quale qualche mese fa aveva preso in affitto l'appartamento di via Filippo Palatino. L'ha colpita mentre era nel sonno.